Una 70ª edizione nel nome di Giorgio. Ha aperto George Clooney, chiuderà Giorgio Napolitano. Nemmeno l'autorevolezza di un Presidente della Repubblica potrà garantire però al momento finale del Festival del Cinema di Venezia un entusiasmo toccato nella giornata di apertura, grazie a due stelle di prima grandezza, straamate dal pubblico. Sandra Bullock, fasciata nel suo vestito di una tonalità di rosso, ricercata nello stesso tappeto che leggiadramente calpestava. E appunto George Clooney, disponibili entrambi al punto da far slittare di almeno mezz'ora la proiezione in programma per l'inaugurazione della mostra del cinema. Sandra è quasi più timida, attenta ad ammiccare l'esercito di fotografi in smoking che la chiamavano da destra e a sinistra. George, che evidentemente ha studiato la lezione di Papa Francesco, non dimenticando nemmeno un centimetro di spazio disponibile per raggiungere un fan che gli allungava un foglio da autografare. Una coppia da studiare, Bullock e Clooney, al di là del film Gravity che hanno presentato. Così garbata lei nell'affrontare la folla entusiasta, ma attenta anche al gesto più simpatico, come cercare chi le aveva prestato una penna per restituirla. Così energico da risultare quasi ruspante lui, con i suoi monosillabi in italiano e le pacche sulle spalle dispensate fra l'altro anche al sindaco di Venezia Orsomi. Sandra a studiarsi Venezia e la sua bellissima Costa del Lido. George, che invece da queste parti le conosce a memoria, essendo tornato quest'anno per la 6ª volta. Vinceranno il Leone d'Oro? Difficile, pensando ai premiati che li hanno preceduti. Fosse per il pubblico che li acclama ai piedi del prezioso tappeto rosso, la coppa gliel'avrebbero già consegnata, quella della disponibilità e del sorriso. Entra subito nel vivo l'edizione numero 70 della Mostra del Cinema al Lido di Venezia. Dopo la passerella inaugurale sul red carpet ed il bagno di folla a cui si sono concessi gli ospiti principali della prima giornata, ovvero George Clooney e Sandra Bullock, protagonisti del film di apertura Gravity, è già elevato l'interesse per capire chi potrà ambire alla vittoria finale. Intanto viene premiato con il Leone d'Oro alla carriera il regista William Friedkin, indimenticato soprattutto per il suo capolavoro L'Esorcista. Ma il concorso Venezia 70 si apre con la prima opera italiana, con l'esordiente alla regia Emma Dante, che presenta Via Castellana Bandiera, una specie di western metropolitano senza cavalli ma con due auto invece a sfidarsi. Il secondo film in gara è invece Tracks, la vera storia di Robin Davidson, scrittrice australiana interpretata da Mia Wasikowska. Ma tornando alla passerella, dove spiccava fra tanto buon gusto anche il singolare cappello di Marina Lante della Rovere, una gabbia di cocorite, molti attori, e in particolare George Clooney e Sandra Bullock, si sono a lungo concessi alla folla che li acclamava, ed il pubblico all'esterno del Palazzo del Cinema ha ovviamente gradito. Ma quanti autografi ci sono? Solo quello di Sandra Bullock. Solo? Sì, queste ragazzine sono impazzite loro invece che noi per George Clooney, allora diamo spazio ai giovani. È prezioso, dai. Sì, lo metterò via. Foto invece qua? Abbastanza, adesso controllo quando vado a casa. Giorgio, vediamo invece da vicino. Sì, abbastanza. Filmato o foto? Filmato. Durante, molto meglio. Sono riuscita a farmi fare gli autografi, sì. Ne ho fatti Quanti due. I più Due importanti? autografi, sì. George, che poi firma in un modo veramente brutto, e lei, anche la Sandra Bullock, ma io sì, comunque non sono venuta perché sono così, ma perché sono delle persone umili, brave e sì, secondo me che non se la tirano. Giorgio non mandiamo dal grafologo perché non firma bene. Io che ho fatto dei corsi anche, sì, appunto grafologia, ma da queste poche righe qua non si capisce nulla, non si capisce, però è comunque molto accomodante, gentile, scortese, senza quell'attimo di smorfia stizzosa, hai capito? È proprio bravo. Posso chiedere com'è andata la campagna autografi? Va bene, siamo riusciti a prenderne tanti, soprattutto quello di George. Prezioso. Il più ambito. Da che ora siete qui? Dalle 3:30. È andata abbastanza bene. Sì. Le 3:30 lo stesso? No, lei ha tenuto il posto e sono arrivata direttamente per... Sì. George? George ha parlato anche al telefono con mia mamma, ha detto say hello to my mom, ha detto buonasera. Vieni a cena dopo o no? Speriamo, l'invito gliel'abbiamo fatto, magari accetta. Magari.